Siamo troppo tristi. Giovanni Malagò e Bebe Vio entrano nella Basilica di Santa Giustina senza parlare, troppa tristezza nel cuore. Sono tanti gli sportivi che hanno voluto salutare Alex Zanardi. È stato grande, paesano mio, grande ricordo. Il campione di sci Alberto Tomba, bolognese come lui, il pensiero per un grande amico e per mamma Anna rimasta sola. Poi un altro grande dello sci, Cristian Ghedina, che grazie ad Alex aveva coronato un sogno. Sono sempre molto riconoscente ad Alex perché è stato un po' lui che mi ha introdotto nel mondo BMW, nel mondo dei motori, e tramite lui che sono riuscito a fare le mie esperienze nel turismo per 5 anni, che era una passione che ho avuto fin da piccolo. Lui mi ha dato le dritte giuste. I ricordi di chi ha conosciuto Alex Zanardi si intrecciano in messaggi che il campione ha saputo esprimere durante la sua vita, come quello raccontato dal giornalista Ivan Zazzaroni. Un mese dopo mi disse: ma ti farò una sorpresa, e si alzò in piedi ai Caschi d'Oro. Una delle emozioni più forti della mia vita, ma lui era questo, cioè è indescrivibile. Io ti dico sinceramente, non ho mai capito da dove traesse questa forza. Forse ieri sera la telefonata della mamma è stata molto chiarificatrice, da lei, da Anna. L'abbraccio tra il figlio Niccolò e Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano, che ha definito Zanardi un evangelizzatore dello sport. Si è fatto, tra virgolette, strumento del saper comunicare, rendere visibili cose invisibili. Lui parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace. Il contributo di Alex Zanardi allo sport paralimpico è stato ricordato da tutti nel giorno dell'addio. Ha tirato fuori da casa tantissimi ragazzi, con la sua forza, la sua determinazione ha mostrato che non c'erano limiti. Alex ha rappresentato per lo sport della disabilità, ma per l'Italia tutta un grande punto di riferimento. Ho avuto la fortuna di condividere le Paralimpiadi di Londra e di Rio ed è stata veramente una grande emozione, insomma, essere parte con lui di quella squadra, e ho sempre visto Alex come un grande esempio anche di diffusione del movimento paralimpico e della cultura paralimpica. Insieme ad oltre 2000 persone che hanno partecipato ai funerali, anche tante figure delle istituzioni che lo hanno conosciuto. L'emblema della positività, perché poi da quell'incidente del 2001 nel quale ha perso le gambe, poi c'è stata tutta una rimonta. In chiesa il ministro dello sport Andrea Bodi, seduto accanto al presidente del Veneto Alberto Stefani, e poi i sindaci di Castelmaggiore, dove era nato, Padova e Bologna. Tutta la nostra comunità deve a lui qualcosa. Superman sotto l'aspetto sia fisico che morale, avere di tante persone di questo genere. Io credo che tutta l'Emilia Romagna sia nel sorriso di Zanardi. Noi abbiamo voluto consegnare come Bologna il Nettuno d'Oro, lo abbiamo fatto perché abbiamo riconosciuto in lui il volto più bello della nostra terra. Un abbraccio della gente che fino alla fine ha voluto correre con lui.